Le aziende del settore manifatturiero sono sicuramente molto interessanti per il mondo dell'aeronautica e dello spazio, perché si sta andando, soprattutto nel mondo dello spazio, verso la costruzione di grandi costellazioni, per le quali il fatto di avere una automatizzazione nella manifattura e nella produzione è sicuramente un elemento distintivo. Per quanto riguarda il mondo aeronautico, il fatto di poter lavorare con materiali innovativi, con la fibra di carbonio ad esempio, con materiali sempre più leggeri, che sono tipici di altri settori, è sicuramente uno spin-in di tecnologia verso un mondo aerospaziale che è sicuramente interessante. È chiaro che il mondo aerospaziale è un mondo che necessita di certificazioni molto specifiche e quindi per coloro che vogliono investire in questo settore è necessaria la formazione del personale, è necessario poter avere delle certificazioni tali per cui è possibile interfacciarsi con questo tipo di settore. Le RIR, i distretti territoriali, sono fondamentali perché riescono a conoscere molto in dettaglio la realtà e quindi far emergere quali sono le aziende, gli istituti di ricerca, le università che possono essere più interessanti e competitivi e a quel punto valorizzarli in una rete più lunga a livello nazionale e far conoscere queste eccellenze in una platea più allargata. L'altro elemento che è molto importante, a mio avviso, è riuscire a fare massa critica e quindi aumentare la dimensione a livello territoriale e nazionale dei soggetti che riescono a competere con i grandi prime contractor. Aziende molto piccole hanno difficoltà ad interfacciarsi con i grandi player, con i prime contractor di settori ad alta specializzazione come l'aeronautica e dello spazio. Il distretto, mettendo insieme più soggetti in una rete, riesce a proporre dei sistemi, dei sottosistemi integrati, più competitivi ed interessanti per le grandi imprese.